Esasperazione tra i medici di base dopo mesi di proteste nei confronti della Regione Veneto che non ha ancora dato il via alla riforma AFT extraospedaliera. La nuova politica sanitaria dell'assessore Coletto, pensata per sopperire alla riduzione dei numerosi posti letto ospedalieri che la Regione Veneto ha dovuto effettuare per adeguarsi ai parametri nazionali, dovrebbe prevedere il potenziamento delle cure domiciliari, l'aumento di infermieri e di personale sul territorio veneto, l'organizzazione di ambulatori con la presenza di più medici, un'assistenza presente 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e la riorganizzazione della guardia medica. I medici di base attaccano l'apparato burocratico, dichiarando che la riforma non viene realizzata a causa dei mancati finanziamenti regionali e delle interferenze degli uffici burocratici della segreteria regionale alla sanità. E intanto i carichi di lavoro per i sanitari del territorio continuano ad aumentare via via che vengono tagliati i posti letto nei nosocomi, ma i medici non hanno né gli spazi né i macchinari necessari per poter curare ed assistere nel migliore dei modi i pazienti. L'intera categoria dei medici di base chiede al presidente Zaia di risolvere queste problematiche e di sbloccare i fondi necessari per permettere loro di poter curare nel miglior modo possibile i propri pazienti. Tutto ciò intanto va a scapito del cittadino che si vede costretto a rivolgersi magari a strutture private a pagamento quando invece dovrebbe essergli garantito un servizio sanitario pubblico adeguato. Sull'onda delle proteste della Federazione Italiana dei Medici di Famiglia e dei Medici Pediatri Veneti, il senatore UDC e coordinatore regionale del partito in Veneto Antonio De Poli ha affermato che è evidente la mancanza di programmazione sociosanitaria da parte della Giunta, che sta così provocando una situazione di stallo.